Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati, sono le 12:15 minuti in questo momento, siamo in diretta per una nuova edizione straordinaria sul coronavirus, non poteva essere altrimenti, è sabato 14 marzo. Abbiamo deciso di riaprire una finestra informativa per aggiornarvi su quella che è la situazione a Vittorio Veneto. Come state già leggendo nella grafica in onda in questo momento, 6 casi di coronavirus a Vittorio Veneto. Poco più di una settimana fa in questi studi avevamo dato la notizia del primo caso, ora i casi sono diventati 6. In questo speciale cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, lo facciamo in compagnia del sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che ringrazio per essere qui con noi, ben trovato. Buongiorno a tutti. Allora sindaco, diamo qualche dato riguardo a questi 6 casi appunto a Vittorio Veneto. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, vorrei cominciare ringraziando i miei cittadini che ho visto si stanno comportando molto bene, ordinatamente, hanno capito il messaggio, hanno capito il meccanismo che è stato proposto per rallentare la diffusione del virus e stanno rispondendo alla grande, grazie a tutti. Volevo anche ringraziare la mia squadra, i miei assessori e gli uffici comunali che stanno rispondendo a ogni esigenza con efficienza. Vorrei un ringraziamento particolare all'assessore Caldart che tanto ha lavorato in questi giorni e che è riuscito a mettere in piedi tutto quello che si poteva a livello comunale con maestria e con efficienza. I casi sono aumentati e prima di dare qualche particolare vorrei anche chiedere a tutti di portare un po' di pazienza, perché l'applicativo che veniva utilizzato dai nostri servizi sanitari per impilare i dati si è rivelato essere insufficiente vista la complessità del quadro, no? A livello provinciale, e quindi in questi giorni li stanno reimpilando con un nuovo metodo che sia più leggibile e il lavoro dovrebbe finire fra martedì e mercoledì, quindi dopo i dati saranno molto più leggibili e comprensibili. Al momento, alle ore 21 di ieri sera, mi è stato riferito che vittoriesi interessati dal coronavirus sono stati 6, di cui la prima persona per la quale ci eravamo visti l'ultima volta è già stata dimessa, tutto bene. Quindi ricapitolando, la signora di cui avevamo parlato appunto venerdì della scorsa settimana, che era stato il primo caso di coronavirus a Vittorio Veneto, è stata curata, è stata dimessa. Sì, dimessa. Abbiamo avuto una persona che è deceduta di età abbastanza avanzata, del 44, e altre 4 sono in terapia. Uno è del 32, uno del 37, uno del 38 e uno più giovane del 68. Comunque speriamo che anche questi siano casi che con le debite cure e con un po' di fortuna si risolvano bene. Altre situazioni sono attenzionate e magari nelle prossime ore, nelle prossime giornate avremo delle ulteriori notizie da dare in merito. A tal proposito, proprio ieri sera ho avuto modo di affrontare anche qualche termine epidemiologico della malattia che sappiamo tutti non essere nota, e quindi ogni giorno ci riserva sorprese sull'andamento che sta avendo. Si presume dagli ultimi numeri, dalle ultime considerazioni, ripeto, fatte ieri sera, che avremo un picco, cioè in queste giornate avremo un aumento di numeri fino a mercoledì, ovvero sia, se continuiamo tutti a fare i bravi, da mercoledì dovremo vedere i primi miglioramenti. Anche perché quello che sta succedendo giorno per giorno adesso è frutto non tanto della chiusura totale che stiamo applicando adesso, ma delle giornate precedenti dove si girava un pochettino di più. Speriamo che sia vero, speriamo che
che le cose possono migliorare nel breve periodo. Ecco Sindaco, quindi appunto lei ci ha dato questi dati, queste informazioni. Lo ripetiamo, quindi 6 casi a Vittorio Veneto. Secondo lei ci dobbiamo aspettare comunque nelle prossime ore un incremento di questo numero? Io ritengo di sì, è logico dire così, perché la curva, ripeto, sta crescendo e forse raggiungeremo l'apice, come ripeto, nella giornata di mercoledì, quindi da adesso in avanti aspettiamoci dei casi in più. È normale che sia così, è quasi una statistica accertata questa, la curva sta crescendo, quindi massima attenzione ancora a tutti quanti a comportarci bene e le soddisfazioni ce le prenderemo magari tra qualche giorno. Vorrei anche dire una cosa, perché da qualche calcolo fatto così in casa, vorrei che nei prossimi giorni fosse anche accertato, chiederò che lo venga fatto dagli epidemiologi. Mi pare che in Veneto sia quasi doppio il ricorso alle terapie intensive rispetto al numero degli infetti rispetto alle altre regioni, e la cosa si traduce in una mortalità molto inferiore tra gli assoggettati alle terapie intensive e anche agli infetti come numero generale. Quindi se fosse vero questa mia impressione, questi primi calcoli che ho fatto, la sanità in Veneto si sta comportando meglio che se non in altri posti. Speriamo che sia anche vero e avremo quindi un danno minore a parità di infetti. Ok, allora, intanto mentre stiamo aggiustando in corsa qualche piccolo problema di audio che mi è stato detto, e chiedo anche ai nostri tecnici che purtroppo stiamo ottemperando anche noi a quelle che sono le direttive, quindi di limitare al massimo gli spostamenti, soprattutto quelli futili e non necessari. A questo proposito voi avete lanciato proprio martedì, se non sbaglio, una campagna di cui parleremo poi anche in un secondo momento, e che riguarda appunto questo restiamo a casa. Abbiamo deciso di mettere anche un banner fisso anche noi della Tenda TV proprio costantemente in onda per far capire insomma che la cosa più semplice da fare in questo momento è quella di rimanere nelle proprie case. Giusto, Sindaco? Chiaramente sì, un richiamo quotidiano, perché per abitudine magari saremo indotti a comportarci normalmente, invece dobbiamo avere sempre presente questo nuovo comportamento che ci è richiesto e che, ripeto, vedo la gente ha percepito e si sta comportando bene. Faccio giri appositamente in città per controllare gli esercizi, per vedere le strade, per vedere gli afflussi. Oltre una certa ora di sera si fa tempo di andare alle porte nord e scendere a San Giacomo con 2, alle volte 3 auto che si vedono per strada, quindi il messaggio è passato, la gente ha capito e, ripeto, grazie a tutti per questo corretto comportamento. Possiamo testimoniare che nei pochi spostamenti di questi giorni, per questioni anche per fornirvi un servizio, noi della Tenda TV stiamo cercando con tutti i limiti del caso di fornire un servizio appunto anche alle persone anziane, a chi semplicemente così a cui noi facciamo un po' di compagnia, insomma, ecco, e quindi cerchiamo di star loro vicino, proponendo anche per quanto possibile delle dirette televisive anche in situazioni non propriamente semplici. Che cosa fare in questi giorni di reclusione forzata dentro casa, secondo lei, Sindaco? Non credo che riguardi lei questo dolce far niente, che però riguarda alcuni dei nostri telespettatori. No, mia moglie trova sempre 100.000 lavoretti che non faccio più da tempo, ecco. E me li fa fare adesso. Portiamo pazienza, cerchiamo di portare pazienza. Noi come amministrazione abbiamo cercato di sopperire
con qualcosina quello che era possibile. Per i bambini abbiamo messo in piedi quel servizio video associato alla pagina apposita del nostro sito web comunale, in modo tale che i bambini abbiano la presenza, perlomeno televisiva, delle loro maestre e possano continuare a conviverci in qualche modo, e alleggerire le giornate, ecco, da passare in casa. Abbiamo cercato di sopperire alla necessità che molti hanno, specialmente persone anziane o con qualche problema, di approvvigionarsi, e abbiamo cercato di farlo sia per i pasti caldi, e quindi qua ringraziamo sia il Piazzoni che Ottavian che supplisce dove dovessero mancare i numeri di pasti disponibili. Abbiamo messo in piedi un sistema di distribuzione di farmaci, e qua ringraziamo le nostre farmacie comunali che immediatamente si sono attivate in modo efficace, anche con del personale appositamente dedicato a questo lavoro, e poi anche per la consegna a casa della spesa, e qua ringraziamo Ascom, la quale si è organizzata in modo da rendere possibile la cosa. Molti sono state le persone delle più diverse tipologie professionali a rendersi disponibili, e lo fanno attraverso appunto il nostro sistema predisposto nel sito web, per cui effettivamente questa presenza di volontari è consolante, perché la gente ha risposto anche su questo versante. Non nascondo che avevamo anche pensato di estendere le tipologie merceologiche per le consegne a domicilio, ma la norma non lo consente. Soltanto questioni di salute e di approvvigionamento di alimenti è possibile. È possibile, quindi, certo. E quindi abbiamo non dovuto... si può fare shopping, tra virgolette. Esatto. E quindi ci siamo limitati alle voci dove questo era possibile. Certo, tra l'altro ci sono anche dei commercianti, degli esercenti che proprio in questi giorni si stanno reinventando, fornendo proprio un servizio a domicilio quando magari normalmente non lo forniscono. Quindi cercate di capire, cari telespettatori, è una situazione per tutti a 360 gradi, senza dubbio anomala, senza dubbio strana, e tra l'altro, Sindaco, esprimo una mia opinione. Le cose sono in un'evoluzione così costante, così continua, che si fa anche fatica ad avere la percezione. Cioè, esattamente una settimana fa, a quest'ora, se ci avessero detto fra una settimana o fra qualche giorno non potrete più uscire di casa nemmeno per fare, insomma, le cose più ovvie che ormai facciamo in maniera scontata giornalmente, avremmo detto no, tu sei fuori con le carte, avremmo detto. E invece in una settimana abbiamo avuto prima uno stop che ci riguardava da vicino come provincia, e poi uno stop nazionale con queste misure prese dal governo centrale, dalle regioni eccetera, per arginare questo fenomeno. Sindaco. Esatto, d'altro canto stiamo vivendo una cosa per la prima volta. Si fanno tante polemiche anche sui punti di governo superiori a quelli comunali, però con dati in continua evoluzione è anche impossibile prendere fin dall'inizio una via giusta. Probabilmente l'unico errore è stato quello di sottovalutare all'inizio la pericolosità del virus, il suo andamento sulla popolazione, e quindi sarebbe stato meglio probabilmente iniziare prima con il controllo delle frontiere e soprattutto con attrezzature più numerose presso gli ospedali. Per adesso sembrano bastare, perlomeno qua in Regione Veneto sembrano bastare, vengono utilizzate, come dicevo prima, anche più del necessario, può darsi, però abbiamo già questo riscontro di una maggior guarigione, tasso di guarigione anche tra coloro che sono trattati in terapia intensiva. Ecco, poi la notizia di ieri, se non sbaglio, è che sono state sospese negli ospedali le normali
così le operazioni di routine per concentrarsi esclusivamente, anche per avere più spazio nei reparti, eccetera. Quindi le cose non urgenti sono state procrastinate e per fare in modo di avere, insomma, quanta più anche forza lavoro anche da parte nostra. Nel nostro piccolo ci sentiamo di complimentarci con tutto il personale medico che sta lavorando ininterrottamente in condizioni anche estreme, i nostri qui dell'ospedale di Vittorio, di Treviso, di Conegliano, eccetera, ma ovviamente quelli di tutta Italia, che sono sottoposti soprattutto ad uno stress emotivo molto, molto elevato, e è bello vedere che anche la popolazione sta cercando di far presente in diversi modi, insomma, questa vicinanza. Una volta tanto si lavora assieme, sia i cittadini che anche le autorità. Si converge verso un'unica meta, che è quella di far superare questo momentaccio. A livello superiore, a livello regionale, si lavora anche su temi diversi, tipo predisporre nosocomi chiusi per eventualmente sopperire alla carenza di posti letto, oppure per concentrare questa tipologia di malattia rispetto alle altre, proprio per non diffonderla ancora di più in ambiente nosocomiale. Ci stiamo dando da fare un po' tutti, e mi auguro che fra non molto possiamo tirare un sospiro di sollievo. Vedremo poi, perché la malattia, ripeto, non è nota, quindi non sappiamo alla fine quanti portatori sani ci saranno, quale è la percentuale di popolazione che alla fin fine è venuta a contatto, perché oggi ancora non lo sappiamo, dal momento che il virus nella gran parte dei casi è asintomatico. E quanto durerà l'immunità qualora uno riuscisse a costruirsela dopo essere passato per un'infezione, sapendolo o non sapendolo, e quindi il quadro generale ci vorrà del tempo per conoscerlo. Certo, per definirlo. Anche perché il coronavirus non è una novità in campo patologico. Il coronavirus è un insieme di virus che noi veterinari conosciamo, perché abbiamo tante specie, non abbiamo solo la specie umana, anche noi badiamo a quell'aspetto, perché la finalità del nostro lavoro è quello di proteggere l'uomo dal consumo di alimenti di origine animale e anche dalla convivenza con gli animali. Però i salti di specie non è che prima di oggi fossero stati notati con il coronavirus. Il coronavirus è molto diffuso, faccio qualche esempio, dalla un'epatite nel topo, da delle enteriti nel cane, nel gatto, nel suino è molto grave, la chiamiamo TGE, da forme respiratorie nel pollo, per il quale abbiamo già predisposto un vaccino, che non ha però durata lunghissima, tanto da coprire la vita normale del pollo, sì. Abbiamo vaccini per i giovani bovini, che riescono a fare il loro lavoro bene, a sufficienza. Voglio dire che il coronavirus ce n'è tanti. Questo per noi è una novità, ancorché siano più di 50 anni che si sa che il coronavirus dà una forma respiratoria nell'uomo, però non molto diffuso, non molto diffusibile, e quindi diverso da quello che stiamo vivendo adesso. Stiamo imparando giorno per giorno. Stiamo, sì, imparando alla giornata proprio. Allora, Sindaco, siccome noi in questo momento siamo in onda sia sulla Tenda TV sia anche sulle nostre piattaforme social, in cui in tanti ci stanno seguendo e ci pongono anche dei quesiti, senza la volontà di fare polemiche, che in questo momento non è il caso, perché non vengono chiuse tutte le fabbriche? Ci domandano a più riprese alcuni spettatori, anche perché ci dicono non ci sono mascherine e non siamo protetti, non siamo adeguatamente protetti. Sindaco, posto che non dipende da lei. Sì, no, ma dico che bisogna prendere tutte queste misure che stiamo prendendo, tenendo anche in buon conto quello che è l'economia, di qualcosa bisogna vivere, quindi la volontà non è stata in nessun momento quella di arrestare il virus, pratica praticamente impossibile, ma di rallentare la sua diffusione, in modo che i problemi gravi non siano
troppo numerosi e mettere in crisi il sistema sanitario. Nell'ambito del rallentamento sono state prese queste decisioni che io ritengo essere giuste, adeguate, e non è stato esteso all'intero mondo produttivo proprio per questi motivi, perché si raggiungerebbe comunque un rallentamento minimizzando il danno economico, che è comunque molto grave. Io non so se un anno sarà sufficiente. Sia anche impossibile stimare al momento, intanto perché non sappiamo quanto durerà questa situazione, e poi al momento stimare l'impatto dovrebbe... L'impatto economico sarà devastante. Abbiamo visto già certi riscontri in borsa, abbiamo visto certe speculazioni che sono state fatte sul momento economico che stiamo vivendo, e i danni li conteremo alla fine. I cocci li troveremo tutti alla fine, e credo che non sarà cosa di poco conto, e anche penso sarà non breve il periodo che ci permetterà di riavviare un'intera economia. Le mascherine sono sparite, ce n'è pochissime, la Regione Veneto sentivo che aveva già predisposto una linea di produzione, però motivi burocratici di certificazione dei materiali che vengono usati impediscono di cominciare. Io dico anche questo però, che in casa con un fazzoletto messo doppio e con della carta forno o del Domopac in mezzo, in modo da... perché la mascherina serve soprattutto per non diffondere il virus che si ha, più che proteggersi da quello che si trova nell'ambiente. E quindi l'effetto mascherina utile si può ottenere anche senza avere una mascherina, ma con un'altra barriera sufficiente a impedire che il flusso dell'aria in uscita possa raggiungere chi ci circonda. È sostituibile, insomma, una mascherina. Quindi il suo consiglio è quello di, se non si trova la mascherina, almeno costruirsela. Sì, l'effetto praticamente è ottenuto lo stesso. Ecco Sindaco, i nostri telespettatori hanno visto e stanno vedendo in questo momento un'immagine emblematica. Questa è la webcam della piazza nostra? Di Piazza del Popolo, posta sulla facciata del municipio. Vedete il monumento, vedete i giardini. A mezzogiorno e 40 di un sabato qualsiasi, ci sarebbe stato un via vai di persone, così non è. Torneremo in piazza. Torneremo. Allora Sindaco, prima di salutarla e poi andremo avanti con il nostro speciale, siccome tanti si sono collegati in questo momento, vorrei ricapitolare la situazione dei casi a Vittorio Veneto. Abbiamo aperto questa finestra informativa appunto per darvi conto del numero dei casi che ci riguardano più da vicino, posto che i numeri sono in continua evoluzione, posto che giornalmente la Regione fa il punto della situazione e aggiorna i dati regionali. Però abbiamo detto a Vittorio Veneto com'è la situazione. Abbiamo 6 casi, ripetiamo il discorso che ha fatto all'inizio Sindaco, quindi 6 casi, diamo qualche specifica. 6 casi, non guardate i numeri che rappresentano i ricoverati, perché in un ospedale può essere ricoverati di più comuni, quindi certo. È per quello che dicevo che col nuovo applicativo avremo una situazione più chiara. Ieri sera alle ore 21 mi risultavano esserci 6 concittadini interessati, dalla prima signora che ha aperto il ballo qua del coronavirus a Vittorio Veneto, che è già stata dimessa, tutto bene, a una persona anziana che è deceduta. Ce ne sono altre 4, esattamente della classe 32, 37, 38 e 68, che sono in terapia. Speriamo che tutto si risolva per il meglio per questi 4. È da attendersi un incremento dei casi, è da attenderselo perché il trend è ancora in crescita, dal momento che è frutto del comportamento precedente all'attuale. Certo. Il frutto del nostro sacrificio attuale lo vedremo nei prossimi giorni. Si presume che con mercoledì si possa raggiungere un apice numerico.
e che poi continueranno i casi, ma in un trend decrescente. Questo è quanto i numeri sembrano dirci per adesso. Ok. Appunto, come ripetuto anche qualche sera fa dal Presidente del Consiglio, gli effetti di questa stretta che ora riguarda proprio tutta l'Italia, l'intera nazione, si avranno da qui a 15 giorni, diceva, insomma, ecco, quindi speriamo il prima possibile. Chiaramente. In chiusura di questo primo blocco, Sindaco, ai suoi concittadini che cosa vuole ricordare e ribadire? Di portare pazienza e di continuare a fare i bravi come lo state facendo adesso. Grazie a nome di tutti. Grazie Sindaco. Allora, noi adesso vogliamo continuare perché lo ha già accennato il Sindaco Antonio Miatto. L'amministrazione comunale ha messo in atto alcune misure appunto per le fasce più deboli della popolazione. Allora, tenteremo, e ci serve un po' anche come esperimento da qui ai prossimi giorni, perché sarà sempre comunque più difficile poter avere anche degli ospiti in studio, e anche per noi sarà particolarmente difficile venire in studio. Vi mandiamo questa clip, non vogliamo essere irrispettosi, ma il duo comico dei Papu ha a suo modo realizzato, insomma, questo breve video che dà delle indicazioni su come comportarsi. Allora, siccome è carino e ci serve anche per alleggerire un po' in questo momento particolarmente difficile, io vi manderei questo contributo e poi proviamo a collegarci con l'assessore Antonella Caldart. Ci siamo? Ci siamo. Ci siamo, siamo qua? Oh. Eccoci qua, ciao, da Andrea Ramiro, a distanza di 1 metro, potete certificare, eccoci qua, siamo rigorosamente a casa. A casa, e a casa si può andare in giro, a casa, io per dire, ieri sono andato in bagno, mi sposto, vado in cucina, sul terrassino, vado in camera verso sera, verso notte, così vado in camera, mi tiro su, torno di qua. Ieri per dire sono andato anche in cantina, dopo essere andato in bagno, in cantina, basta avere l'autocertificazione, si va dappertutto, in casa, dappertutto, anche in cantina, sono andato giù, per il motivo del sete, in cantina, motivi di necessità in cantina, perché ho sbagliato, è quella della Lombardia. Per fortuna non mi hanno fermato. Non fare conclusioni, non serve in casa l'auto, metti via quella roba. Allora dicevo, in casa perché il periodo è quello che conosciamo tutti, quindi dobbiamo un po' resistere, siamo tutti sulla stessa barca, quindi diciamo, mettiamola così, mal comune, mezza provincia. No, mal comune, mezzo gaudio. Mezzo gaudio. Quindi se siamo qua siamo. Cerchiamo insomma di darci la mano, di stare... Aspetta, non darci la mano, cioè aiutarsi, sì, aiutarsi, ma senza darsi la mano. Allora, vogliamo darci la mano, non ci diamo la mano. Per darci la mano bisogna darci la mano. Bravissimo, perfetto. È uno dei precetti del decreto nazionale. D'accordo? Allora, ci vediamo fra pochissimo, quando finirà tutta questa... Un struccone, un abbraccio a tutti. No, fermola, non abbracci, non dare informazioni ambigue, non abbracci, non ci si deve abbracciare. Se ti abbracci, torni a scambiare quella roba là. Ma era un modo per dire stiamo vicini, non so come dire. Stiamo vicini, però per stare vicini a qualcuno, oggi... come dire, devo stare lontani. Bravo, devi stare lontano. Cioè, vogliamo star vicini? Stiamo lontani. Esatto, sembra un paradosso, ma è così. I tempi sono questi. Va bene. Resistiamo, ci vediamo fra pochissimo quando finirà tutto. Ciao. Dai, che insieme ce la possiamo fare, perché da soli non si va da nessuna parte. No, da soli. Adesso è meglio stare da soli. Adesso. Da soli. Insieme in senso lato, ma è meglio stare da soli. Tutto ma da soli. Ok? Grazie, ci vediamo fra pochissimo. Ci vediamo in giro, dai. Non in giro. Vabbè, l'ho imbroccata una. Mi toccherà rivedere il video per capire bene. Arrivederci. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, abbiamo, mentre ci sistemiamo, eccoci qui, vediamo già l'assessore al sociale Antonella Caldart, ci sente? Vi sento, buongiorno a tutti. Perfetto, la sentiamo anche noi. Allora,
con mezzi un po' di fortuna cerchiamo di aggiornare anche la cittadinanza per quello che riguarda le misure che voi avete proposto e deciso di adottare in maniera del tutto straordinaria in questi giorni, appunto per agevolare le fasce più deboli della popolazione. Noi all'ora di pranzo di martedì abbiamo trasmesso in diretta la conferenza stampa in cui lei, il sindaco e altri soggetti avete presentato quelle che sono queste misure, avete attivato anche un numero utile che tra l'altro i nostri telespettatori stanno vedendo proprio in onda in questo momento, che è attivo al mattino, quindi dal lunedì al venerdì, se non sbaglio, in caso l'assessore mi correggerà. È passato qualche giorno, iniziamo a raccontare come è partita questa macchina. Bene, allora la macchina è partita bene, nel senso che al numero 0438 569 333, che come hai detto risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, rispondono le nostre operatrici dei servizi sociali, che qui voglio davvero ringraziare per tutto il lavoro che stanno facendo con grande responsabilità. Rispondono alle chiamate delle persone che abbiano bisogno di avere informazioni su ciò che sta succedendo, sui comportamenti e soprattutto di servizi che possano far sì che rimangano a casa. Quindi consegna dei farmaci, consegna della spesa, anche pasti caldi qualora sia necessario farlo, ma abbiamo avuto richieste anche di altre piccole commissioni, come andare in posta a fare una raccomandata, come andare a ritirare l'esito di analisi fatte in ospedale. La mia raccomandazione è soprattutto agli anziani di rimanere a casa. Questa mattina ho dovuto andare io stessa in farmacia e purtroppo c'erano in coda troppe persone anziane a cui ho dato il volantino, a cui insieme alle farmaciste abbiamo raccomandato di rimanere a casa e di chiamarci, perché vi portiamo i farmaci a casa, vi portiamo la spesa a casa, vi portiamo i pasti caldi a casa, non dovete uscire. Ecco, questo è un messaggio direi molto chiaro da parte dell'assessore Caldart. Dicevo, voi avete messo in piedi questa macchina, quante persone, oltre ovviamente ai dipendenti dei servizi sociali, sono interessate? Dunque, noi abbiamo innanzitutto i dipendenti del comune, che sono certamente in prima battuta tutte le assistenti sociali e i dipendenti dei servizi sociali, ma ce ne sono molti altri che a loro volta ringrazio per la collaborazione, perché da chi si occupa dell'informazione online, ai vigili, a tutti i vari amministrativi, al personale eccetera. Quindi è una macchina che lavora con grande stress, con grande anche preoccupazione, ma con grande serietà, e davvero questa volta al pubblico dobbiamo tutti fare un applauso per la disponibilità. Però oltre a noi come struttura interna c'è stato da subito, come ha appena detto il sindaco, il supporto delle farmacie comunali, e ringrazio in modo particolare Roberto Biz per averci subito messo a disposizione un loro dipendente dotato di auto che può proprio aiutarci a fare tutti questi servizi. C'è stato ovviamente l'Ascom con tutta la rete dei loro commercianti e ci sono tantissimi volontari. Allora, cosa è successo? Avete visto, voi stessi ne avete parlato, i giornali ne hanno parlato, e abbiamo in questi giorni, stiamo ricevendo anche questa mattina, perché di fatto noi eravamo lì anche questa mattina in ufficio, tantissime chiamate e tantissime mail di persone che si propongono come volontari. Devo dire che la maggior parte, lo dico con grande soddisfazione, sono giovani, quindi davvero viva i giovani in questo momento, viva il grande senso di responsabilità che le nostre ragazze e i nostri ragazzi stanno dimostrando. È col cuore che ve lo dico, perché siete bravissimi. Per noi non è così semplice poi mettere subito in connessione il bisogno con l'offerta, per cui a
a tutti loro stiamo ora facendo una scrematura delle persone, capendo anche la disponibilità di ciascuno a livello di tempo, e li abbiamo iniziato a metterli a disposizione di quei commercianti che si sono resi disponibili per la consegna del cibo, della spesa sostanzialmente a casa. Allora, questo che dico adesso è proprio un appello ai commercianti di due tipi. Primo di tutto, abbiamo ieri iniziato la distribuzione della locandina cartacea, che soprattutto per gli anziani è molto importante, perché non tutti gli anziani vedono il nostro sito o leggono i giornali. Questo cartoncino che stiamo distribuendo a tutti i negozi di Vittorio, chiedo ai commercianti di metterlo nella busta della spesa, in modo che, se non direttamente all'anziano, magari al figlio dell'anziano o a chi per lui, possa arrivare sostanzialmente a tutti. Stiamo facendo anche una distribuzione casa per casa, cercando di individuare soprattutto le zone dove c'è più concentrazione di anziani. Quindi che tutti lo leggano e che tutti usino questo numero. Ai commercianti poi dico che se hanno bisogno di ulteriore supporto nella consegna della spesa, perché questo sta succedendo, noi abbiamo la nostra lista di volontari che quindi già da lunedì potremo attivare a supporto del commercio che consegna a casa. L'appello davvero per tutti è: usiamo i nostri commercianti locali, non andiamo online a comprare fuori dalla nostra città, perché finita la crisi avremo bisogno sempre di più di avere i nostri commercianti locali che stanno sul territorio, che continuano a rispondere alle nostre richieste. Quindi questo è un momento che nell'assurdità del bisogno può davvero aiutarci a ritrovare il senso del piccolo commercio locale. Quindi noi come Comune cerchiamo di sostenere le persone deboli, cerchiamo anche di sostenere il piccolo commercio, e grazie a questa rete di volontari potremo forse farlo ancora meglio. E dopo proveremo anche a collegarci con Michele Paludetti, appunto dell'Ascom, per cercare appunto anche da lui di capire insomma com'è la situazione, come stanno fronteggiando questa cosa. Federico, se sì. Posso dire una cosa, abbiamo da ieri attivato sempre sul sito del Comune, nella pagina Restiamo a Casa, un ulteriore servizio. Cioè, dopo aver messo in piedi questi servizi, diciamo, per la fascia debole, abbiamo pensato che sia giusto a tutti i cittadini dare la possibilità di continuare ad avere, per quanto possibile, una forma di vita normale. Quindi abbiamo attivato sul sito un punto, diciamo, dove qualsiasi azienda che locale di Vittorio Veneto, con sede legale a Vittorio Veneto, che offra servizi o del food, quindi parlo di pizza, gastronomia, pasticceria, però anche che abbia prodotti farmaceutici o parafarmaceutici, può iscriversi, c'è scritto proprio iscrivi la tua azienda, si tratta solo di compilare un modulo Google e noi mettiamo i dati a disposizione di tutti sullo stesso sito e sulla nostra pagina Facebook. Quindi andate un po' anche a certificare che tutto sia... Sì. Certo, che tutti siano in grado di farlo e che appartengano a quelle categorie merceologiche che possono fare consegna a domicilio. Un'ultima cosa, Assessore, quando sono le 12:54 in questo momento, quindi siamo in diretta, lo ricordo, è sabato 14 marzo, se vedete questa trasmissione in replica nelle prossime ore, noi al momento vi stiamo parlando appunto all'ora di pranzo di sabato 14, quindi anche il numero che vedete in sovraimpressione dei casi di coronavirus a Vittorio Veneto è aggiornato a questo momento. Lo preciso perché purtroppo anche il nostro palinsesto in questi giorni sta avendo un po' dei rivoluzionamenti, a volte ci sono anche dei problemi tecnici per cui tornano in onda programmi cercate di portare pazienza. Assessore, con lei volevo affrontare anche il discorso, come è già stato anticipato prima dal sindaco di Vittorio Veneto, avete pensato anche ai più piccoli, quindi le maestre per esempio dell'asilo nido comunale, così come la biblioteca civica di Vittorio Veneto, hanno deciso di mettere a disposizione tutta una serie di video
che possano così lenire un po' la distanza fisica che in questo momento c'è, per esempio, tra i bambini e le loro maestre, giusto? Certo, siamo partiti dal presupposto di ciò che ci insegnano soprattutto gli psichiatri, cioè che la paura abbassa le difese immunitarie. Quindi cercare di creare una situazione quanto più normale possibile, soprattutto tra le fasce più deboli, tra cui ci sono anche i bambini, ci ha spinto a pensare una modalità di intervento, che nel caso specifico è stato proprio quella di chiedere alle educatrici del nido comunale di ricreare all'interno di piccole pillole, diciamo così, delle situazioni di normalità per i bambini. Quindi loro in queste piccole pillole possono raccontare una storia, ma anche stamattina si trattava di mettere insieme la farina e l'acqua e fare dei piccoli lavoretti che i bambini già hanno fatto a scuola e così via. Parallelamente la biblioteca, grazie alla rete di lettori volontari, sta mettendo online delle letture rivolte ai bambini e anche ai meno giovani, perché rimanendo a casa, godersi una bella storia è senz'altro fortemente consolatorio. Ecco Assessore, io la ringrazio per la disponibilità di questo collegamento, ancora una volta gli ultimi istanti di appunto di questo collegamento con noi per rivolgersi ai suoi e ai nostri concittadini. Restiamo a casa, godiamoci la casa. Nel nostro simbolo la casa ha il cuore, che è ciò che batte, che ci fa vivere, ed è lo scudo che ci protegge da questo maledetto virus. Se restiamo a casa ce la faremo insieme. Grazie a tutti. Grazie Assessore, magari se è d'accordo ci sentiremo anche nei prossimi giorni, stiamo sperimentando proprio in questo istante questa nuova modalità, insomma, che ci permette anche senza spostarci fisicamente, perché dobbiamo essere anche noi, insomma, ligi a quanto viene prescritto, giusto? E quindi ci permette, insomma, di poter mandare i messaggi anche alla popolazione che ci sta vedendo in questo momento, appunto, ognuno da postazioni diverse. Grazie Assessore Caldart. A voi, arrivederci. E quindi chiudiamo questo collegamento, ma aprirei tra poco un nuovo collegamento, ma prima l'assessore Caldart, che prego di pazientare ancora un secondo, faceva riferimento ai video che stanno popolando la pagina Facebook del Comune, anche il sito nell'area dedicata. Andiamo a vedere così a titolo esemplificativo uno di questi video fatti proprio dalle maestre dell'asilo nido comunale. Le educatrici dell'asilo nido ne sono convinta. Ciao bambini, ciao! A presto! Eccoci qui, torniamo in studio, torniamo in onda, sono le 13, intanto chiedo a Michele Paludetti, che già vedete, di chiudere o abbassare un po' il volume. Sono le 13, è sabato 14, un attimo perché qua, come vi dicevo, stiamo facendo tutto in corsa. Michele, io non ti vedo più, quindi tu ci senti, vediamo se... Eccolo qua, sta tornando. Stavo dicendo, sono le 13, è sabato 14 marzo 2020. Noi della Tenda TV abbiamo deciso di riaprire questa finestra informativa
in una programmazione di questi giorni che stiamo cercando di dedicare a voi, dandovi sia le informazioni necessarie, sia cercando appunto di tenervi compagnia, riproponendo anche qualche trasmissione, qualche evento particolarmente significativo che la Tenda TV ha trasmesso nel passato. Siamo in collegamento e adesso proviamo appunto a vedere se funziona con Michele Paludetti, presidente di Ascom. Michele, mi senti? Michele, buongiorno. Eccolo qua, perfetto. Allora Michele, come abbiamo sentito, non so se tu eri in collegamento prima, abbiamo parlato con Antonella Caldart e col sindaco di questa iniziativa che state portando avanti in questi giorni. Allora partiamo da qui, i commercianti, Ascom, come si stanno comportando in questo momento? Sì, buongiorno a tutti, saluto il sindaco se è ancora in linea, l'assessore Caldart, un saluto a tutti i cittadini che ci seguono. Scusa sì, Michele, così ti chiedo di allontanarti magari un pelo, abbassare un po' la testa. Perfetto. Eccoci qua. Eccolo là, perfetto. Vai. Allora, sì, il momento è veramente difficile per tutti. Grazie al Comune di Vittorio Veneto, all'assessore Caldart che ci ha creduto e ci ha lavorato molto insieme anche a noi, abbiamo messo in piedi questo servizio che lo riteniamo di importanza notevole, nel senso che le fasce più deboli in questo momento, che sono gli anziani, hanno la necessità di non uscire di casa e credo che non debbano proprio uscire di casa. Purtroppo, come ha detto l'assessore Caldart, ne vediamo parecchi ancora che circolano per strada e vorremmo che questo non succedesse. E riuscire a cogliere al volo questa opportunità offerta dal Comune di Vittorio Veneto è necessario. Dovete chiamare il numero verde a disposizione, il numero 0438 569333, per fare in modo che tutto quello che vi è necessario vi sia consegnato a casa gratuitamente. Fondamentale quello, ecco. Ecco, solo un appunto, non è un numero verde, ma cambia sì, no, poco. Un numero, scusami, c'è anche un numero 6, esattamente, non è un numero verde, ma è un numero del Comune di Vittorio Veneto. È un numero di Vittorio, quindi risponde, come abbiamo detto prima, rispondono gli addetti dei servizi sociali del Comune di Vittorio Veneto, e quindi lo ripeto ancora una volta: 0438 569 333, dal lunedì al venerdì al mattino, giusto? Esattamente. Ecco, quindi voi appunto commercianti state cercando di far fronte insomma a questa situazione senza dubbio di emergenza. A te vorrei chiedere anche un'altra cosa, perché è vero che appunto voi state cercando per quanto possibile alcuni dei vostri associati stanno facendo l'asporto, si stanno inventando un po' di tante cose. È brutto parlare di economia e di commercio in un momento come questo, in cui insomma l'importante è senza dubbio la salute dei cittadini, ma prima parlavamo anche col sindaco e dicevamo quando ci rialzeremo da questa situazione? So che è come avere la sfera di cristallo, ma Michele, secondo te? Allora, ovviamente, come dicevi tu adesso, la priorità è la salute, perciò prima ne usciremo e prima sarà un bene sia per i cittadini che anche per le imprese. Fondamentale è uscire e questo è necessario. Poi i danni, le ferite ce le leccheremo man mano. Credo che sarà dura, a parte che dipenderà sempre da quanto durerà questo periodo di emergenza. Ma comunque rialzarsi da una situazione del genere in una situazione economica che era già molto difficoltosa diventa veramente difficile. Noi speriamo, perché qualcosa è già stato raggiunto, tipo la cassa integrazione anche per le medie e piccole imprese, ovviamente è già un punto di partenza molto importante. Speriamo che nel prossimo Consiglio dei Ministri
e quando si parlerà del discorso economico ci sia uno spazio anche per i piccoli commercianti, le piccole imprese del turismo e del commercio, perché è fondamentale, altrimenti tanti non riusciranno più ad alzare la testa. Ecco. Perciò l'invito che ha fatto anche prima la dottoressa Caldar di considerare il commercio cittadino di importanza strategica per tutto è fondamentale. Comprate nelle vostre città, nei vostri paesi, fate vivere il commercio, perché ci stiamo accorgendo anche adesso di quanto importante lo sia. Ecco, il servizio che dà in questo momento è fondamentale. Ecco, Michele, hai qualcosa da aggiungere per i nostri telespettatori e magari possiamo ripetere ancora l'appello di usufruire per quanto possibile di quel servizio che è stato messo a disposizione, giusto Michele? Assolutamente sì, anche perché questo servizio si sta ampliando giorno dopo giorno, cioè ci sono sempre più aderenti, sia aderenti associati a ASCOM che comunque anche altri, che si mettono a disposizione per tutto questo. Io direi che ringrazio in modo veramente grande tutto il commercio e l'imprenditoria vittoriese, perché ha dato dimostrazione anche di una maturità molto, molto importante, perché vi ricordo che i negozi hanno chiusi ancora prima dell'ultimo decreto di mercoledì sera, scusate. E voglio ringraziare tutti quelli che si stanno mettendo a disposizione, perché anche a me stanno telefonando, mandando messaggi, tantissime persone e specialmente giovani che danno a disposizione il loro tempo per portare in questo progetto le spese, le medicine, tutto quello che c'è a queste persone che hanno bisogno. Perciò tanto di cappello. Abbiamo forse nei momenti delle difficoltà si riesce a vedere anche il momento positivo, l'aspetto positivo di tutto questo, perciò ci troviamo anche con una città unita e che ha voglia di uscire da questo momento e di rivivere e di riprendere con molta più energia la vita. Ecco, speriamo, ci auguriamo che questo momento si concluda presto, giusto? Assolutamente sì, Federico, è importante questo. Siamo a casa, stiamo tutti coperti, anch'io stamattina sono qui con i miei ragazzi, si gioca, si legge il libro, si fa, però è importante rimanere a casa, perché prima ne usciamo e meglio è per tutti. Ecco Michele, io ti ringrazio, do anche a te l'appuntamento, magari tra qualche giorno ci riaggiorniamo, abbiamo intenzione di tenere aperta questa finestra informativa, insomma, anche per raccontarvi la situazione di Vittorio Veneto, e quindi Michele magari ci risentiamo tra qualche giorno, ok? Volentieri, grazie, e grazie sempre a voi che siete in prima linea sempre. Grazie Federico e grazie a tutti i cittadini di Vittorio Veneto. Grazie Michele Paludetti, e quindi siamo quasi in conclusione di questa edizione straordinaria di News Vittoriesi qui sulla Tenda TV. Grazie ancora Michele. Prendo un attimo il telefono per vedere se ci sono delle domande all'interno della nostra diretta, giusto per capire, ma mi pare che insomma in tanti ci abbiate seguito anche in questo momento, ma non ci siano dei quesiti ulteriori rispetto a quelli a cui abbiamo già dato o tentato di dare delle risposte in questo frangente. Da parte mia vado a concludere questa edizione straordinaria ricordandovi che ci sono appunto il numero alle 13:09 in questo momento è di 6 casi di coronavirus a Vittorio Veneto, c'è stato un decesso come ci diceva il sindaco in apertura di questa edizione straordinaria. Come dicevo, noi della Tenda TV cercheremo anche nei prossimi giorni per quanto possibile di tenervi aggiornati. Sappiamo che sono molto apprezzate le dirette delle Sante Messe che vi stiamo proponendo in questi giorni, e quindi io vi ricordo che questa sera, sabato sera alle ore 18, saremo in diretta dal monastero cistercense di San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto, così come ormai da 3 settimane a questa parte, con il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo.
domani alle 8:30 alle 10:30 la replica, e ancora giovedì prossimo saremo in diretta a partire dalle 16:30 dal Santuario della Madonna della Salute di Vittorio Veneto. Il Vescovo ci ha chiesto la disponibilità appunto per irradiare in città e non solo, mediante anche i social, questo appuntamento fisso proprio dal Santuario della Madonna della Salute, un luogo simbolico, insomma, anche per la nostra città e per questo momento tutto particolare. Un grazie anche ai tecnici che anche in occasione delle Sante Messe rendono possibili queste trasmissioni. Io vi ringrazio gli ospiti che sono stati qui sia di persona sia virtualmente, e vi do appuntamento alla prossima trasmissione, al prossimo speciale. Rimanete sulla Tenda TV.